Il Veneto è la prima regione italiana per turismo e la sesta in Europa, ma il comparto non è ancora sviluppato in tutte le sue potenzialità. Parte da questa considerazione la nuova legge regionale del turismo che ha tra gli obiettivi un lancio in grande stile della Pedemontana e del Bassanese. Con un fatturato di 11 miliardi di euro in Veneto, il turismo rappresenta l'8,2% del PIL regionale. Abbiamo ormai anche in parte già impegnato circa 2 milioni di euro proprio per aiutare questo territorio a scoprire questa grande capacità di attrazione turistica, perché abbiamo bisogno di trasformare questo territorio in una di quelle aree dove il turismo può diventare una vera risposta dal punto di vista sia economico che occupazionale. Una linea di intervento strutturata in diversi passaggi, dalla creazione di itinerari turistici alla promozione del territorio e alla formazione degli operatori di settore, per arrivare infine al pieno sviluppo della competitività delle imprese, creando una rete delle città d'arte della Pedemontana ed espandendo le attività di commercializzazione, offerta artistica, naturalistica, ma anche attività attrattive del turismo. Ricordo ad esempio il percorso cicloturistico che collega Trento a Padova, che potrebbe portare tantissimi appassionati. Ricordo ci sono altre attività, ad esempio il volo libero, il pudismo, il nordic walking, che fa di Bossano una delle più interessanti mete di questo nuovo tema turistico che è appunto la Pedemontana. Ma esiste anche un altro tipo di turismo. Il 28 luglio del 1914 scoppiava la Prima Guerra Mondiale, un centenario che sarà ricordato con una lunga serie di iniziative nelle quali il Veneto si appresta a giocare un ruolo di primo piano. C'è un comitato che ha raccolto tantissime informazioni, tantissimi progetti che in questo momento stiamo vagliando per capire quale merita di essere portato all'attenzione a livello internazionale.